Il Tenant analizza anche altre costruzioni che sono interessanti come nuraghi, ovvero sia peculiari in Sardegna, che sarebbero le sepolture dei giganti o le tombe dei giganti. Esse, secondo l'autore, non sono frequenti come i nuraghi, ma esistono in considerevole numero e in molte parti dell'isola, ma generalmente nella provincia del nord. La loro origine ha a che fare con il mistero, come per quanto riguarda i nuraghi, ma ci sono pochi dubbi per quanto riguarda il loro scopo ed uso. La sepoltura consiste in una serie di pietre grandi sistemate una sull'altra, racchiuse in un pezzo scavato del terreno che varia dai 15 ai 30 piedi di lunghezza, da 4 ai 6 piedi in larghezza e circa lo stesso in profondità. L'apertura che viene coperta da una serie di pietre piatte che praticamente si estendono in tutta la sua lunghezza. La direzione della tomba invariabilmente parte da sud-est a nord-ovest e a sud-est ed è larga circa dai 15 ai 20 piedi. Essa è ellittica o conica nella forma e ha anche un largo buco, un'apertura vicino al fondo di circa 20 pollici che hanno lo stesso getto e che ha generato qualche dubbio tra gli storici. Il pensiero universale per quanto riguarda il paese che esse abbiano le stesse tradizioni, origini e usi dei nuraghi, e in queste sepolture sono le attuali tombe di veritieri giganti, che la fondazione di questo pensiero forma l'oggetto di molte degli interessanti dissertazioni. Quando i Cananiti immigrarono in Sardegna, essi si suppone portarono con loro delle forme di preghiera, e tra queste quella anche della razione dei giganti, che fu una delle più comuni, e non è impossibile che alcune di queste tribù degli Anakins o di razze gigantesche o gigantiche accompagnasse la loro colonizzazione.